Quale potrebbe essere il destino attuale della canzone napoletana se non fosse finito il Festival di Napoli? Io penso che a sti ragazzi non si sarebbe inculcato il dilettantismo. Penso che avrebbero conosciuto la vera canzone napoletana e sarebbero rimaste coinvolte anche loro e si sarebbero acculturati pure loro. Ha qualche altro ricordo in merito a Mario Trevi su altre trasmissioni o altre esperienze all'estero, in Italia, in generale? Sì, ma anche se non mi ricordo adesso perché sono passati degli anni, comunque ci siamo sempre incontrati con Mario sulle feste di piazza, nei matrimoni e ne abbiamo fatto una bella carriera, una bella... Altro che dicono oggi io canto, canto, ma che volete cantare? Qua veramente abbiamo sudato 7 camicie e mi ricordo che Mario Trevi mi disse, Giulia, chi sta tenendo invidia pure noi, lo sanno che vede che facciamo. E sudava, sudava, perché era d'estate, sai? D'estate si lavora molto, anzi si lavorava molto. Ma non c'è sta niente, niente per nessuno. Ma chi ha fatto. A che fondo. La ringrazio, signore.